Nel momento in cui in un concorso piuttosto che una selezione la bravura della donna viene attestata da un punteggio, deve essere pari ad un altro, essere incinta, essere in stato di gravidanza è quel valore aggiunto che secondo me merita essere premiato in una stagione di inverno demografico come quella che stiamo vivendo pesantemente. Sei incinta? Allora ti premio dandoti più punti nelle graduatorie dei concorsi. Questa è l'innovativa scelta della provincia di Treviso per valorizzare e non penalizzare chi vuole dei figli ma che teme di uscire di fatto dal mondo del lavoro. Il provvedimento l'ha spiegato ieri sera un po' a sorpresa il Presidente durante la discussione del bilancio a Sant'Artemio, per una scelta ora al vaglio di legittimità legislativa rispetto ad altre donne non incinte e non solo. Ma non è che proprio perché non possono rimanere incinti, questa è una cosa che discrimina un po' i maschi. Io penso di no. Il caso è un caso limite e laddove dovesse succedere io penso che il buon senso prevarrà e anche l'uomo sarebbe in grado di fare un passo indietro per il bene della comunità. Intanto l'idea è subito piaciuta sia a gran parte dei sindaci in rosa della Marca, ma anche alla diocesi, con una nota arrivata attraverso il centro della famiglia. Altri però la bollano già come una pura provocazione mediatica. Voi però l'avete fatto anche un po' come provocazione questa iniziativa. Ma diciamo che auspichiamo possa diventare uno spunto di riflessione per chi fa leggi a livello nazionale, che sia un punto di partenza, uno spunto per fare una legge che in qualche modo privilegi chi è in stato di gravidanza, almeno nel pubblico.